Tutti, l'anno accademico del nostro istituto si apre oggi con una cerimonia di particolare significato. Il ricordo del nostro presidente emerito Bruno Zanettin, che ci ha lasciati il 9 ottobre 2013. Per molti è stato un amico, un caro amico, per tutti è stato un socio che moltissimo ha dato all'istituto nel corso di 50 anni della sua vita accademica. Infatti è stato nominato socio corrispondente nel 1963 e socio effettivo nel 1977 e fu poi presidente dell'istituto dal 91 al 97, vicepresidente dell'istituto dal 91 al 97 durante la presidenza Benvenuti e poi ha ricoperto l'incarico di presidente dal 97 al 2003, ottenendo poi il titolo di presidente emerito. I 6 anni in cui Bruno Zanettin fu presidente saranno certamente ricordati per l'intensa attività culturale che ha promosso e seguito sia nell'ambito scientifico che in quello umanistico e per lo sviluppo di accordi e convenzioni che sono state realizzate in quel tempo con importanti istituzioni europee, dall'Accademia dei Lincei, di cui Bruno Zanettin era autorevole socio nazionale, all'Accademia delle Scienze di Vienna e all'Istituto Nazionale di Patrimoine di Parigi. Sotto la guida del presidente Zanettin furono molte le relazioni degne di nota, non solo, forse la più appariscente, l'acquisto di questo palazzo nel 1999 e l'avvio degli lavori di restauro, ma anche la collocazione nel Pantheon Veneto nell'atrio di Palazzo Loredan, che è ammirato da tutti anche oggi, la realizzazione della bellissima mostra che tutti ricordano, Cristalli e Gemme, i 150 volumi monografici pubblicati all'Istituto durante la sua presidenza, la realizzazione della banca dati del sistema lagunare veneziano, che è stato l'incipit di una serie di lavori in questa direzione che sono seguiti poi, l'avvio del progetto di trascrizione dei registri del Senato e della Serenissima e poi la istituzionalizzazione della Summer School on Environmental Dynamics, la prima di una serie di scuole post laurea a livello internazionale che oggi sono il vanto dell'istituto e che seguono appunto nella direzione segnata dal professor Zanettin. Gli argomenti dei convegni tenuti dagli anni della presidenza Zanettin testimoniano la sua vivacità di interessi e evidenziano il suo lungimirante progetto culturale, sempre richiamato alla interdisciplinarietà, dal convegno internazionale sulle origini dell'uomo, ai seminari di storia della scienza, al convegno su Genova, Venezia e il Levante e a quello per il centenario della morte di Giovanni Canestrini e quello I Greci a Venezia per i 500 anni della comunità greca a Venezia. Quindi la scomparsa del professor Zanettin ha segnato in tutti noi ha lasciato in tutti noi un vuoto che potete immaginare, perché anche dopo la fine della sua presidenza è sempre stato molto assiduo in quest'aula, intervenendo molto spesso con i suoi commenti, con le sue richieste di chiarimento, dimostrando una vivacità intellettuale che non l'ha mai lasciato. Il socio effettivo Francesco Sassi, per molti anni collega ed amico del professor Zanettin, adesso terrà il discorso di commemorazione e a lui cedo la parola. Grazie, se vuoi. Signor Presidente, illustri consoci, gentili familiari, signore e signori, sono molto grato alla Presidenza dell'Istituto per avermi concesso l'onore di commemorare in questa sede Bruno Zanettin. Ricordare Bruno è per me facile, dato che l'ho conosciuto quando lui era poco più che trentenne ed il mio ufficio nell'Istituto di Mineralogia dell'Università di Padova è stato per una 50 d'anni a una decina di metri dal suo studio. Commemorare Bruno Zanettin è invece molto difficile, soprattutto dopo le parole che ha detto il Presidente Danieli, perché la ricchezza della personalità di Bruno è tale che qualunque tentativo di impostare un discorso è sempre riduttivo. Chiedo pertanto scusa fin d'ora per la inadeguatezza di quanto dirò e non nascondo l'emozione di ricordarlo insieme a voi familiari, ex collaboratori, amici, colleghi. Inizio annunciando che proprio per la difficoltà menzionata orora ricorderò Bruno facendo parlare il più possibile proprio lui, facendo ampio riferimento a quanto egli ha scritto di se stesso ed ho scelto per questo il suo agile libretto intitolato Mezzo secolo di petrografia dell'Istituto di Mineralogia e Petrologia della Facoltà di Scienze,
pubblicato nel 2002. Citerò, anzi leggerò ampiamente brani di questo testo, piuttosto che di altri, perché essendo la prima autobiografia scritta da Bruno, ha un che di freschezza, ed è quella nella quale gli racconta anche la sua ricerca scientifica, inserendovi racconti ed eventi da lui vissuti. Come dicevo, di ricordi di Bruno ne ho tanti, perché ho cominciato a frequentare detto istituto nel 1956. Tuttavia i nostri rapporti sono diventati sistematici 4 anni dopo, quando Bruno fu chiamato a coprire la sua cattedra. Prima la sua presenza in istituto era discontinua per le sue lunghe spedizioni scientifiche e attività connesse fuori sede. Una volta in cattedra, Bruno dovette anche assumere crescenti responsabilità gestionali e da allora, conosciutici veramente, poté sorgere fra noi una reciproca crescente stima scientifica ed umana. Non feci mai parte del suo gruppo di ricerca perché egli acconsentiva che io continuassi sui filoni in cui ormai lavoravo da anni, ma la nostra confidenza scientifica è diventata tale che, per esempio, io spesso andavo nel suo studio per leggere e commentare insieme novità librarie e importanti nuovi articoli scientifici. Posso dire quindi di averlo conosciuto veramente bene. A dire il vero, ho perso di Bruno 6 anni importantissimi, che sono appunto i 6 anni di cui il presidente Danieli ha parlato, gli ultimi del 1900 e i primi del 2000, proprio quando lui fu presidente di questo istituto. Io in quegli anni praticamente non ho frequentato l'istituto di mineralogia perché prima quasi sempre a Roma per un incarico nazionale CNR, poi a tempo pieno in presidenza della facoltà di scienze e per un anno in rettorato a Padova. Quindi io ho questa grave lacuna e questa lacuna l'ha colmata egregiamente il presidente Danieli. Nato a Malo nel 1923, Bruno si era laureato a Padova in scienze geologiche con una tesi sperimentale geologico-petrografica nel 1948. Nello stesso anno iniziò a frequentare come borsista l'Istituto di Mineralogia dell'Università di Padova, dove svolse l'intera sua carriera. Chiamato sulla cattedra di petrografia nel 1961, andò in pensione nel 1998 e divenne professore emerito nel 1999. Oltre ad essere stato membro e presidente di questo istituto, fu socio effettivo dell'Accademia dei Lincei, dell'Accademia Galileiana di Padova, dell'Accademia Olimpica di Vicenza e dell'Accademia dei Concordi di Rovigo. Bruno ha avuto una vita molto attiva sia sotto il profilo scientifico che umano e da certi punti di vista con caratteri molto specifici e a volte di unicità. Ad esempio, egli ha affrontato problematiche scientifiche polarizzate principalmente su 2 poli diametralmente opposti, i graniti delle catene di compressione e i basalti delle zone di distensione. Quindi siamo agli opposti nelle scienze e nelle geoscienze. In entrambi i casi dovete operare in condizioni ambientali estreme, le altitudini e le basse temperature, nel primo caso Karakorum K2, e le profondità e temperature molto alte delle zone calde delle fosse africane. La depressione d'Ankara ha una temperatura media di 55 gradi centigradi. Egli dimostrò eccezionali doti fisiche, sia fisiche, nell'aver saputo affrontare bene queste condizioni climatiche ed ambientali estreme, che di equilibrio mentale, senza sarebbe stato impossibile superare bene e con profitto queste situazioni difficili, e sia infine scientifiche, perché queste esplorazioni non furono delle passeggiate, ma ebbero tutte dei grandi risultati scientifici. Anche sul piano umano, la vita di Bruno Zanettin presenta degli aspetti inusuali, a volte di unicità. Dotato di grande carisma, Bruno risultava la figura predominante in tutti gli ambienti in cui veniva a trovarsi. Ad esempio, in un incontro occasionale fra colleghi, anche in parte sconosciuti, egli dopo poche battute veniva a trovarsi al centro del gruppo, primus in una conversazione avvincente, e tutti pendevano dalle sue labbra. Ed il discorso finiva presto per vertere su uno dei tanti argomenti preferiti da Bruno,
dai cambiamenti climatici all'origine dell'uomo, da episodi di vita da lui vissuto, le grandi spedizioni scientifiche alle quali egli aveva partecipato, le grandi migrazioni dell'uomo, la sua esperienza di vita extracorporea e così via. E la conversazione si svolgeva senza che gli interlocutori si sentissero sopraffatti, anzi si sentivano profondamente coinvolti a pari livello. Chiunque di voi ha avuto l'occasione di incontrare Bruno Zanettin per qualche ora ha certamente sperimentato ciò che vi ho detto. Ricordarlo in maniera sintetica è estremamente difficile ed ogni tratto della sua vita è talmente ricco di umanità, con tutti i suoi pregi e debolezze, che su ciascuno si potrebbe scrivere un racconto, utilizzando la varia documentazione che gli ha lasciato. Vediamo alcuni aspetti in ordine cronologico. Bruno studente, iniziò nel 1941 iscrivendosi a chimica, ma pur avendo sostenuto un paio di esami ne scappò via atterrito dai fumi degli angusti laboratori in cerca di spazi liberi e all'aperto. Lui infatti era abituato a vivere sul terreno, in montagna, in campagna. Vive distrattamente i primi anni, distolto dalla sua pur breve coinvolgimento nelle vicende belliche. Nel 1945, a guerra finita, avvenne il suo approdo convinto a scienze geologiche, corso di laurea di nuova istituzione, e fu ammesso direttamente al terzo anno per gli esami che aveva svolto a chimica. Per il suo modo di affrontare con leggerezza tutte le difficoltà, venne classificato come uno studente lavativo, da uno dei docenti più severi e zelanti di quelli che usano compilare un libretto annotandosi le caratteristiche degli studenti. Però venne molto apprezzato dai altri suoi docenti, Scaminato e Bianchi, che gli diedero poi l'accesso alla carriera universitaria, avendo riconosciuto le sue doti eccezionali. Bruno ricercatore, che non dimostrò mai affanno e preoccupazione nell'affrontare le cose, dando spesso l'impressione appunto di lavativo. Egli affrontava tutte le problematiche con leggerezza e con serenità, ma con estrema serietà tutte le tematiche da lui affrontato, diciamo anche le più ardue, le più difficili. Bruno docente, che eredita e tiene alto il nome e il prestigio di una scuola, quella padovana, creata da Bianchi. Tale scuola, impostata prima sulla mineralogia classica con attenzioni alla petrografia, viene da Bruno riorientata con successo in campo marcatamente petrologico, ma con una connotazione speciale, massima attenzione alle attività di terreno come stadio necessario di prima acquisizione di dati irrinunciabili. Qui un po' sull'aneddotico, Bruno ambasciatore d'emergenza, intendo ambasciatore dell'Università di Padova. Siamo nel 1956, rivolta d'Ungheria. Studenti dell'Università di Padova fanno sapere al rettore che intendono andare d'urgenza a soccorrere i giovani ungheresi che stavano fuggendo, tentando di raggiungere l'Austria. Il rettore e il vice rettore, il professor Bianchi, decisero di sostenere iniziative, fornendo mezzi e appoggio ufficiale. Dopo 2 ore Bruno ha avuto una macchina a disposizione dell'università e alla guida di quest'auto con alcuni studenti. Seguirono 2 camion con soccorsi arrangiati sul momento. Zanettin giunse a Vienna in mattinata. In giornata arrivarono da Padova altri studenti e alcuni docenti, ben più autorevoli di Bruno, perché Bruno era un giovane docente allora, e tutti insieme misero a punto le modalità dell'intervento con aiuto di studenti profughi ungheresi già arrivati a Vienna. Quando calò il buio erano già in una estesa palude ai confini dell'Ungheria. Bruno scrisse dei profughi in arrivo, virgolette, spettri che alla luce delle foto elettriche emergevano fradici dalle paludi, e riporta che uno di questi giovani che, portato con altri a Padova, previa selezione fatta nell'emergenza, vi si laureò, avrebbe detto: giacevamo lì disperati quando apparvano degli arcangeli scesi dal cielo. Tutti questi studenti, come sapete, si laurearono bene
e svilupparono poi un'attività professionale, un paio di essi anche come docenti universitari. Bruno in cattedra. Bruno partecipa al primo corso italiano per cattedre di petrografia e viene incluso nella terna dei vincitori. Quindi nel 1961, a 37 anni di età, Bruno viene chiamato ad occupare la prima cattedra di petrografia dell'Università di Padova, e forse dell'Università Italiana, ma lì era una terna e non so chi fu primo, chi fu dopo. Prima di allora non esisteva questa qualifica nell'Università Italiana. Seppe essere all'altezza di questa condizione e per tutta la durata della sua carriera attiva fu considerato in Italia come un punto di riferimento fondamentale. Il nostro fu un istituto monocattedra con Bruno unico cattedratico per parecchi anni, durante i quali egli seppe tenere la barra con la necessaria fermezza, affrontava le situazioni anche difficili con equilibrio e serenità, dimostrando dunque le stesse doti, equilibrio e serenità, con le quali ha saputo affrontare la sua difficile malattia. Seppe far crescere un gruppo di ricerca che poté spaziare su varie e vaste tematiche. Io ad esempio ho potuto svolgere la mia attività di ricerca e allevare un gruppo di ricerca in campo del tutto diverso da quello di Bruno, senza subire pressione alcuna, potendo crescere al suo fianco come un affezionato e leale giovane collega. Giovane si fa per dire. Bruno aveva vissuto in questa condizione di unico cattedratico dell'istituto tutto il periodo delle agitazioni studentesche e nel primo rinnovamento dell'Università di Padova. Entrò nel Consiglio di Facoltà di Scienze, allora riservato come tutti i consigli di facoltà ai soli cattedratici, quando il Consiglio di Scienze era costituito da soli 18 membri e lui fa il 19esimo, tanto per dare un'idea delle grandezze attuali. Quando la Facoltà di Scienze è stata sciolta insieme a tutte le altre facoltà aveva circa 500 membri. Bruno, pur godendo di grande prestigio in Atenea e in ambito nazionale, non ha mai voluto accettare né cercare ruoli organizzativi né a livello di università né a livello nazionale. Ne assunse solo 2, uno nazionale ed uno internazionale, perché entrambi strettamente legati a problematiche scientifiche di suo interesse. La prima è quella di direttore del gruppo Alpi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che gli affidava il coordinamento di tutte le attività di ricerca svolte nell'area alpino-padana, e quello internazionale, membro e poi presidente di una commissione di studio internazionale sulla sistematica delle rocce magmatiche dell'International Union of Geological Sciences. Si trattava di trovare il modo per superare la grande confusione terminologica che esisteva in natura. Fu un lavoro di notevole impegno, i cui risultati vennero conclusi nel 1982 proprio a Padova durante la presidenza di Zanettin. Questo nuovo sistema di classificazione e di nomenclatura si è affermato in tutti i paesi del mondo e è ancora in uso. Questi i 2 incarichi che egli accettò di ricoprire. Per il resto gli bastava la dimissione del suo istituto universitario e del suo centro di studio CNR, da lui diretti il primo per 10 anni, il secondo per 16. Bruno, responsabile del rilevamento geologico di alcuni fogli della Carta geologica d'Italia nelle Alpi orientali. Nel 1963 ereditò da Bianchi questo compito, al quale continuò a dare una valenza di promozione e coordinamento di ricerca scientifica. L'attività di campagna era accompagnata e seguita da profondi studi di laboratorio con l'attivazione di progetti di ricerca che ben superavano le necessità della cartografia geologica, quindi andare molto al di là del compito ricevuto e al di là verso la ricerca scientifica. Bruno pensionato. Da pensionato Bruno, pur conservando attaccamento ed interesse per le ricerche geologiche, piccola parentesi, un anno prima di morire gli venne in meno un certo problema, una certa situazione nel Karakorum, me la spiegò e mi disse che lui aveva sbagliato, che poteva essere interpretata in maniera diversa, disse facciamo insieme qualcosa. Quindi questo un anno prima che morisse.
quindi attaccamento fino all'ultimo momento ai problemi geologici. Ma egli rivolge attenzione crescente ad altre problematiche sulle quali dimostra la stessa passione che aveva dimostrato prima per i maggiori dibattiti geologico-petrografici che aveva vissuto. Per la maggior parte di noi pensionati, la fuoriuscita dal servizio attivo ha implicato una riduzione degli impegni di lavoro. Nel caso di Bruno si tratta invece di una esplosione di interessi e di attività culturali, conferenze, pubblicazioni divulgative, eccetera. L'influenza dell'Istituto Veneto è evidente, dato che l'attività di questo istituto offre a tutti stimoli nuovi, spesso interdisciplinari. E fu un'esplosione anche dal punto di vista gestionale per il crescente ruolo che Bruno svolse nell'istituto fino a diventarne presidente e per i meriti riconosciuti di presidente emerito. Il PowerPoint, per favore. Ora passo a menzionare le sue attività di ricerca, che possono essere schematizzate in 5 filoni, in ordine cronologico grosso modo: magmatismo basico nelle prealpi vicentine, siamo nel 48, quindi attività giovanile, le tesi di laurea, plutoniti basiche del massiccio dell'Adamello, migmatiti e granitoidi del Karakorum K2, vulcanismo basico in Etiopia, Kenya e Eritrea, rocce metamorfiche ad ovest di Vipiteno, il cosiddetto complesso di Monteneve. Io vi parlerò solo di 3 di questi temi di ricerca, escludendo il primo, l'attività di ricerca collegata all'approfondimento della sua tesi di laurea, e l'ultimo, non perché di scarsa importanza, ma perché ripete gli stessi tratti, le stesse modalità, gli stessi approcci che Bruno ha seguito nelle prime 3, a cui lui ci ha tenuto moltissimo. Nel descrivere queste ricerche userò la stessa scrittura usata da Bruno nel libretto citato. Ne risulterà per ogni filone di ricerca un bozzetto autobiografico di Bruno che racconta non solo le sue attività e i risultati, ma anche alcuni aneddoti. Il tutto inserito nel contesto delle diatribe scientifiche allora in atto a livello internazionale e con ovvie ripercussioni locali nell'allora Istituto di Mineralogia, e rivela la percezione che ne aveva Bruno ex post nel 2001-2002. In generale, sui problemi petrogenetici c'era un punto di vista prevalente, come in tutte le scienze, ben radicato nella visione tradizionale, e idee nuove, eretiche, che spuntavano man mano e si facevano strada destando forti polemiche. E l'ambiente geologico è molto abile a fare polemiche. E Bruno si trova sempre schierato a questo ultimo campo, cioè dalla parte delle cose nuove. Riusciva a trovare dati a favore delle visioni eretiche o a giustificare interpretazioni eterodosse. Farò dunque parlare lo stesso Bruno, tranne che per il primo di cui non parlo. Prego. Questo è il libretto, la copertina del libretto da cui ho attinto i brani che vi leggerò: Mezzo secolo di petrografia nell'Istituto di Mineralogia e Petrologia dell'Università la Facoltà di Scienze dell'Università di Padova, pubblicato nel 2002. Andiamo al punto 2, plutoniti basiche del massiccio dell'Adamello. Devo premettere che nella visione ortodossa di allora le variazioni compositive dei magmi e quindi la grande varietà di rocce magmatiche esistenti in natura erano il risultato della cristallizzazione frazionata dei magmi e dell'allontanamento delle fasi per motivi geologici. Si ipotizzava anche che i magmi potessero assimilare le rocce incassanti e quindi con ciò cambiare di composizione, ma questo processo, scrive Bruno, per i magmatisti ortodossi di allora era da ritenersi impercorribile e inefficiente. Proprio per questo punto, e su questo punto mi sarebbe capitato di sollevare per la prima volta un certo scalpore nell'operoso Istituto di Mineralogia. Mi era stato affidato lo studio di una difficile zona, difficile come accessibilità fisica e difficile come problematica, dell'Adamello, il Monte Marser,
ove il plutone tonalitico viene a contatto con le rocce incassanti entro le quali sono ubicate piccole masse di rocce magmatiche basiche, i cosiddetti gabbri. Si dava per sottinteso che il mio studio sarebbe stato puramente descrittivo. In realtà, scrive Bruno, ciò che vidi sul terreno al microscopio non mi permetteva di avallare l'ipotesi di un semplice processo di differenziazione per cristallizzazione frazionata e giungeva alla conclusione che queste rocce gabbriche erano il risultato di un inquinamento subito da un magma tonalitico per assimilazione di calcio, magnesio e alluminio da rocce carbonatiche al contatto. E, continua Bruno, la reazione nel nostro ambiente a tali trasgressive ipotesi fu immediata. Come è giusto che avvenga fra studiosi seri e appassionati, la cosa non fu lasciata cadere nel nulla, ma ne seguì una serie di incontri, io leggo processi, perché ne ho subito anch'io qualcuno di questi, nei quali gli argomenti da me adotti furono sviscerati, al fine Bianchi, pur scettico, ammise che l'interpretazione dei fenomeni osservati fossero degne di qualche attenzione e la memoria, cioè il volume sul Monte Marser, poter vedere la luce. Il terzo argomento è migmatiti e granitoidi del Karakorum K2. Continua a far parlare Bruno. Per quanto riguarda l'atteggiamento della petrografia padovana ed italiana del tempo, si può dire che fino agli anni 50 non c'era stato alcun dibattito sul tema granito e migmatiti, dibattito che all'estero era molto vivace. Ora però il problema ci investiva in pieno. Infatti, nel corso delle ricerche in Karakorum avevo studiato una particolare serie di migmatiti nella valle di Stak, nel gruppo dell'Aramos, un 7000 prospiciente al più noto Nanga Parbat, e in una pubblicazione del 58 ne aveva dato un'interpretazione strettamente metasomatista. Ciò cozzava contro l'idea da noi prevalente che le migmatiti fossero il prodotto dell'iniezione di magmi granitici in rocce scistose. La conseguenza fu che nel tranquillo ambito padovano avveniva ciò che avveniva da quasi un secolo in ambiente internazionale: si litigava. Le discussioni erano animate, talora roventi, ed io mi sentivo coinvolto tanto da parlarne con amici ignari della petrologia. Uno di questi era Bruno Meneghello, che vedete sullo sfondo a sinistra, al centro Bruno, e il quale Gigi Meneghello nel suo libro scrive: nell'Istituto di Mineralogia dell'Università di Padova si affrontano senza esclusione di colpi due fazioni, i MIG e i MAG, MIG migmatiti, MAG magmatiti, e che di notte nei corridoi erano comparse delle scritte MIG no passaran. E Bruno dice: in realtà in quell'istituto c'era un solo MIG ed ero io. Tornando alle mie ricerche nel Karakorum, a sostegno della genesi metamorfico-anatettica dei graniti potevo portare le osservazioni fatte da Desio e da me stesso sulla grande piramide del K2, che si innalza poco a nord dell'atolite del Battoro. Negli igneis del K2 non sarebbero, gli igneis del K2 non sarebbero quindi antichi graniti resi scistosi in seguito ad un successivo processo magmatico, metamorfico, ma il prodotto della ricristallizzazione conseguente ad un metamorfismo recente delle rocce sedimentarie del K2. Quindi il K2 corrisponderebbe ad un duomo termico molto localizzato, legato a un alto gradiente termico crostale. Qui vedete Zanetin nel luogo e in quei tempi. Qui vedete Zanetin con Compagnoni al centro e Lacedelli al centro della foto, l'altro non so chi sia. Qui vedete il supporto tecnico, gli accompagnatori. Scusa, può tornare indietro.
indietro. Ecco, vedete come erano ben equipaggiati con piedi scalzi in quelle zone, su quelle pietraie. Grazie. Ecco, qui è una foto di gruppo con al centro Ardito Desio e Bruno Zanettin in seconda fila con la camicia scura. Qui Bruno Zanettin con sullo sfondo la piramide del K2. Qui Zanettin, quando torna sulla città di Malo, accolto con festeggiamenti vari. E passiamo al 4, vulcanesimo basico in Etiopia, Kenya e Eritrea. E questo è il filone di ricerche che Bruno ha sentito di più, sia sotto il profilo scientifico che umano, e quindi nel descriverle dedicherò qualche tempo in più. Riprendo a leggere il testo di Zanettin. Nei primi anni del mio ordinariato, un evento casuale provocò la ripresa del mio interesse per l'Africa, dopo l'esperienza fatta nel 59-60 nell'Etiopia meridionale. Il governatore del Tigray, Ras Mangasha Seyum, mi proponeva di fare gratuitamente un intervento diretto in loco sulle riserve, un inventario delle riserve minerarie ed energetiche di quella provincia. Ciò mi consentì una prima conoscenza geologica dell'altopiano etiopico settentrionale e si concluse con una traversata scientifica esplorativa della depressione d'Ankara, Afar, la prima che fosse stata effettuata con automezzi. Qui è Zanettin a quel tempo e in quel luogo. Nel 67 ebbe inizio, in collaborazione con colleghi dell'Università di Firenze, la prima delle molte spedizioni che si susseguirono fino al 76 in Etiopia e successivamente in Kenya, dopo che morì per assassinio il Negus Haile Selassie. Dato che ho nominato il Negus Negesti, re dei re e l'imperatore d'Etiopia, spendo qualche parola affinché non si perda la memoria di un evento storico che, seppur indirettamente, ha sfiorato l'Università di Padova. Questa aveva avuto prolungati rapporti di sostegno culturale con la costituenda Università di Asmara, che nel 1968 fu finalmente istituita. L'Università di Padova fu riconosciuta come sua madrina, acquisendo il diritto di avere un rappresentante permanente nel board dei of governors. A ricoprire quell'incarico il rettore designò me e fu così che mi trovai più volte a sedere a fianco del cancelliere dell'Università dell'Asmara, niente di meno che Sua Maestà l'Imperatore. Incontrai quest'ultimo per l'ultima volta lui e i suoi ministri e dignitari che costituivano il 50% del board nel luglio 74. Ecco qui il Haile Selassie in due fotografie, un ufficiale e un'altra visita a un cantiere. Pochi mesi dopo, quella metà di colleghi, cioè di componenti etiopici del Board of Governors, era scomparsa. Tutti erano stati giustiziati da rivoltosi. L'imperatore era stato imprigionato, tenuto in stato d'arresto nel suo Gebi, cioè nel suo palazzo, ove nel 26 luglio 1976-75 fu soppresso, soffocato con un cuscino. Di Haile Selassie, l'ultimo esile ieratico re Salomonide, che mi stringeva la mano ringraziandomi in francese per quanto l'Università di Padova faceva per il suo sfortunato paese, conservo un ricordo reverente e affettuoso. La scelta di ricerca in Etiopia era legata soprattutto al fatto che in quelle regioni l'attività vulcanica si era esplicata in un arco di tempo alquanto lungo, nel corso del quale si erano verificate la frammentazione del blocco afro-arabico, l'apertura del Mar Rosso e del Golfo di Aden e la formazione del rift dankalo-etiopico. Problema: esisteva qualche rapporto fra la composizione o il carattere geochimico e petrologico del magma, dei magmi via via emessi e i coevi movimenti tettonici che si erano susseguiti in quell'arco di tempo?
E quando aveva avuto inizio il vulcanesimo, fu iniziata così la ricostruzione stratigrafica della enorme pila di vulcaniti dell'altopiano etiopico. Risultò che essa era costituita dalla sovrapposizione di materiale appartenente a più cicli o subcicli vulcanici separati da periodi di stasi vulcanici e di erosione. Ognuno di questi subcicli fu studiato dal punto di vista petrografico, geochimico e radiometrico. I risultati ottenuti portarono alla seguente schematizzazione. 1. I basalti transizionali dovevano corrispondere cronologicamente a fasi tettoniche di forte distensione della crosta terrestre. 2. Le coltri riolitiche coincidevano con i prodromi dei monti di sollevamento responsabili della formazione dell'altopiano etiopico e di un primo ampio rift paleo-rift d'Ancalo. Terzo, i basalti alcalini segnalavano l'attenuazione dei moti distensivi e la cessazione definitiva dell'attività vulcanica in altopiano. Uno schema di questo tipo implicava praticamente che una volta avuto un basalto in mano, c'era raccolto dei basalti e fatte le analisi petrografiche e geochimiche, a seconda se esso fosse transizionale o altro, si capiva il contesto tettonico, geodinamico in cui questo vulcanesimo era avvenuto. All'altra, questo da noi studiato era l'atto più recente, cioè questo nei rift d'Ancalo etiopico, era l'atto più recente fra quelli che già avevano colpito il Corno d'Africa, determinando in tempi diversi il distacco di placche di notevole dimensione, il Madagascar e l'India, dalla massa continentale africana, posta immediatamente a sud dell'area presa in considerazione da Zanettin e collaboratori. E Bruno chiude con un senso di orgoglio: così la scuola padovana ha avuto modo di partecipare con successo alle ricerche che si propongono di stabilire quali rapporti esistono fra la composizione dei basalti derivate dalla mobilizzazione e fusione parziale del mantello terrestre e la dinamica delle rocce delle cui fasi di rottura e distacco di placche continentali. Qui vedete Bruno in Kenya, vedete il piatto basaltico e la grande frattura. Qui vedete una quartina di francobolli che Zanettin ha inserito in quel libretto, che mostrano l'angolo dell'Africa, il Corno d'Africa. Il Corno d'Africa che vedete nella prima fotografia, il primo francobollo di 160 milioni di anni fa, non era quello attuale, ma quella protuberanza che vedete è l'India e quella parte grigia è il Madagascar, quella scura è il Madagascar. Dopo 60 milioni di anni c'è stato lo stacco completo e l'India sta migrando verso l'Asia e sta migrando anche il Madagascar, che è ancora lontano dalla sua sede attuale. Dopo, nel terzo francobollo, l'India si è già saldata all'Asia e il Madagascar è quasi arrivato nella sua sede, e questo è l'attuale. E nel francobollo attuale sono le freccette che indicano le direzioni dei moti distensivi che ci sono ancora in atto e che porteranno a una ulteriore apertura del Golfo di Aden, del Mar Rosso, e a un distacco dell'attuale Corno d'Africa. Rocce metamorfiche, di questo ho detto che non parlo perché è un altro problema, ma Zanettin rivela le stesse doti di cercare il difficile da trovare e di mettere in evidenza le cose inaspettate. E passo alla successiva per dire che la verità è che posso chiudere anche questa e mi avvio a concludere sottolineando la grande vivacità scientifica di Bruno, il suo non comune acume e la sua grande curiosità. Inoltre era costituzionalmente portato a individuare le problematiche non chiare,
a vederle in una maniera diversa dal convenzionale e a riconoscere l'importanza dell'intuizione nella ricerca scientifica. Egli scrive infatti nell'ultima pagina del suo libretto autobiografico, pagina alla quale diede il titolo commiato, e siamo nel 2002, al di là di alcuni punti fermi di conoscenza dettati dalle ricerche sperimentali e dai vincoli termodinamici, esiste ancora nella nostra scienza uno spazio incerto, inesplorato, nel quale il ricercatore ha modo di avvalersi delle sue capacità intuitive e di interpretare le osservazioni ed i dati disponibili dai punti di vista inconsueti, possibili anche se non ancora dimostrabili. E aggiunge e conclude: non credo di essere stato scientificamente parlando un ribelle e tantomeno un bastian contrario, piuttosto mi hanno incuriosito e appassionato quei fenomeni e situazioni che non mi sembravano facilmente spiegabili con i modelli correnti, pur validi in altri casi. Aggiungo, un po' polemicamente, disse Bruno, che mi pare che troppa gente si adagi pigramente su schemi prestabiliti, o peggio, nella difesa ad oltranza di modelli canonici, scartando, sottovalutando gli indizi contrari. Ma, continua Bruno, mi chiedo se questa è vera ricerca scientifica e conclude: forse è meglio correre qualche rischio e percorrere vie nuove. Un collega non di Padova mi scrisse: con la scomparsa di Bruno perdiamo un collega della vecchia guardia, di un'Italia migliore dell'attuale, un collega di indubbio valore scientifico e di grande spessore umano. Sempre ricorderò il suo tratto cordiale ed accogliente, la sua curiosità scientifica e la sua disponibilità. Ed io aggiungo e termino: chi di noi ricorderà Bruno lo ricorderà così. Grazie. Chiuda pure, per favore. Grazie a Francesco Sassi per questo ricordo che ha in molte parti ricollocato la figura di Bruno nel suo ambiente. Cioè, io molto spesso, parlando con lui, anch'io sono appassionato di montagna, ma parlavamo di questi spazi, eccetera, e lo vedevo in queste fotografie, in realtà nella dimensione che lui mi raccontava, prima quando era a fare quelle ricerche nel Karakorum, faceva 900-1000 metri di livello ogni mattina per andare nel posto per prendere certi campioni e ritornare giù, e con un problema non da poco, perché era già all'altopiano in altura, e quindi altri 1000 metri senza bombole, senza niente, quindi è un fisico veramente di incredibile qualità. E ripeto, il suo amore per la ricerca, ma la ricerca negli spazi grandi, negli spazi aperti. Infatti tutta questa sua vita di esplorazione è stata una vita molto felice per lui, credo, faticosa, ma una vita di grande attività lavorativa, come d'altra parte poi lo dimostrano i suoi raggiungimenti scientifici, e che ha lasciato in lui, secondo me, anche un desiderio di sapere, di conoscere fino agli ultimi tempi. Negli ultimi tempi lui si era molto interessato, per esempio, sull'origine dell'uomo. Non è casuale, anche Darwin aveva poi fatto partire la sua indagine, diciamo, di evoluzione da quello che erano stati invece i dati di geologia che erano venuti fuori al suo tempo. Quindi queste cose, in particolare quella del Corno d'Africa, che poi è il punto dove si ritiene sia uscito, diciamo, le forme di primati umani, era una cosa che lo interessava moltissimo. Molte volte qui se ne ha parlato, così come molto era interessato ai cambiamenti climatici, e interveniva sempre su questo con puntualità e con quella onestà intellettuale che è detta anche negli ultimi 2 o 3 slide che hai fatto vedere, cioè accettando che
non è detto che le cose siano esattamente come si ritiene che siano, perché ci vuole sempre una critica puntuale, interessante, via via con le conoscenze che sono disponibili e con i metodi che sono disponibili. Quindi a conclusione di questo intervento, che ha ricordato Bruno Zanettin, e a nome dei soci dell'istituto rinnovo alla signora Edda, ai figli, ai familiari e dagli amici presenti l'espressione del nostro cordoglio, che uniamo però alla gratitudine profonda e sincera che portiamo nel cuore per Bruno, che ha condotto l'istituto con grande autorevolezza, illuminata intelligenza e chiarezza di prospettive. Gli dobbiamo solo dire grazie. Grazie. Ecco, sospendiamo la seduta per una 10 minuti, poi riprendiamo con l'adunanza ordinaria. Grazie.